buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La mafia del pizzo non si ferma, intimidazioni e richieste di denaro a titolari di lidi a Sferracavallo e Isola delle Femmine. Fratelli d'Italia, situazione non più accettabile. L'arcivescovo Lorefice sfida il racket per le vie di Sferracavallo, incontra e abbraccia le vittime di attentati e minacce. A Mondello, attesa per la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla gestione della spiaggia. Potrebbe tornare libera o rimanere per un altro anno in gestione alla società italo-belga. Notte al Lido per la Vardera e gli attivisti di Controcorrente. Svolta per l'ISAB di Priolo, la raffineria torna in mani italiane con il gruppo campano di Ludoil. Ora tocca al governo dare il sì definitivo. La direzione antimafia smaschera a Messina un sistema di discariche abusive e traffico illecito di rifiuti. Arrestati 2 fratelli, i resti dei lavori nei cimiteri lasciati nei torrenti che poi l'anno scorso sono esondati. La famigliola di spacciatori, arrestata a Catania una coppia con 28 kg di droga, trasportata dalla Calabria, ognuno sulla sua auto. Coca lui, hashish lei, che viaggiava con il figlio piccolo. Musica a Messina, Annalisa, la cantante ligura esplosa ad Amici, entusiasma il pubblico in 2 concerti e fa spettacolo con coreografie e scenografie che mandano i fan in delirio. Calcio, il Palermo in ansia per Palumbo, il trequartista in forte dubbio per la gara di andata della semifinale playoff domenica a Catanzaro. Inzaghi prepara le alternative e un possibile cambio di modulo. Serie C, nella corsa del Catania verso la B, i rossazzurri sfideranno il Lecco domenica sera. Il ritorno al Massimino, eventuale semifinale contro la vincente di Potenza Ascoli. Bentrovati, nuove intimidazioni a Palermo, presi di mira stavolta i lidi a Sferracavallo e a Isola delle Femmine. Ieri la coraggiosa solidarietà dell'arcivescovo Lorefice. Maglio Viola. I blitz da una parte, le manifestazioni e le fiaccolate dall'altra non fermano le intimidazioni. Anche la scorsa notte bottiglie piene di liquido infiammabile e richieste estorsive sono state recapitate negli esercizi commerciali della borgata. Ad essere presi di mira stavolta sono stati i gestori dei lidi e non solo a Sferracavallo, su tutto il litorale fino a Isola delle Femmine. Dalle prime ricostruzioni si è trattato di bottigliette contenenti benzina con sopra incollato un foglio di carta a quadretti con la scritta inequivocabile 5.000 euro. Noi siamo fatti per la libertà, per realizzarci nel lavoro e per riconoscere la dignità di tutti. Quindi chiediamo questo oggi anche alla Vergine Maria, che ci dia questa capacità, questa forza di sollecitare sempre di più anche le istituzioni, ma noi siamo istituzione. Intimidazioni simili erano state fatte nei giorni scorsi ai commercianti di Sferracavallo. Ad altri il messaggio era stato fatto arrivare con colpi di mitra, fucile e pistole contro le attività commerciali. Ieri sera intanto nella borgata è stata inscenata una manifestazione. Si è trattato di una processione guidata dall'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Nessuno ci metterà paura, questo deve essere chiaro, aveva detto l'alto prelato, ma la risposta è arrivata subito dopo con le nuove intimidazioni. Il corteo di ieri sera ha attraversato la borgata, 8 stazioni come una vera e propria via Crucis, e fra queste il ristorante al Brigantino bersagliato da colpi di Kalashnikov la notte fra il 24 e il 25 aprile. La situazione ormai è insostenibile e dopo Sferracavallo vengono presi di mira anche i lidi di Isola delle Femmine. Non è più accettabile, dicono Luca Sbardella, il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, il senatore Raul Russo e la segretaria della Camera, capogruppo in Commissione Giustizia, Carolina Varchi. È fondamentale garantire sicurezza e tutela agli imprenditori, aggiungono, sollecitando interventi radicali. Agenti della mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo che aveva in casa un vero arsenale,
14 fucili di vario calibro, 22 pistole, circa 2000 munizioni, una mannaia, coltelli, un silenziatore e vari cannocchiali da fucile. Sono in corso indagini naturalmente sull'origine e le finalità di questo arsenale. Palermo attesa per la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla gestione della spiaggia di Mondello. Potrebbe tornare libera o rimanere per un altro anno alla gestione della società italo-belga. Notte al Lido per gli attivisti di controcorrente con la Vardera. Servizio di Luca Ciliberti. Mondello alle ore contate, a breve si capirà che destino avrà la spiaggia più amata dai palermitani. È attesa infatti per queste ore la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla richiesta di sospensione cautelare della decadenza della concessione, richiesta a sua volta dall'assessorato regionale al territorio che la società italo-belga detiene da più di 100 anni. Il problema sarebbe quello di garantire l'ordine pubblico. Siccome non si sa, la regione e il comune non sono stati in grado di dare un'alternativa per evitare il periculum, quindi l'ordine pubblico, il disastro, la gente che in qualche modo non sappia cosa fare, e in questo momento è meglio in questo momento sospendiamo e capiamo e mettiamo in mano la italo-belga. Sì. Ma siccome in questo periodo sia il sindaco di Palermo, mio avversario politico con cui abbiamo avuto diversi scontri, sia l'assessore Savarino, mia avversaria politica con cui abbiamo avuto diversi scontri, ma a cui riconosco a entrambi che hanno presentato un piano dettagliato. E noi siamo arrivati anzitutto per i tornelli, per i recinti che c'erano, per contestarli, e li abbiamo fatti togliere in tutta la regione Sicilia, in tutte le spiagge siciliane. E poi però è emerso molto di più, sono emerse le ambiguità, insomma i rapporti molto molto pericolosi della società italo-belga con soggetti particolari e con famiglie mafiose. Due gli scenari che si prospetterebbero. Il primo, se il CGA confermerà la decisione del TAR, la revoca della regione resterà valida. La società italo-belga dovrà sgomberare definitivamente la spiaggia e la regione potrà fare ripartire le gare per assegnare i 13 lotti in via temporanea. Secondo scenario, il CGA potrebbe sospendere la revoca accogliendo così l'appello della società italo-belga, che resterebbe in concessione almeno fino a quest'estate. Stop alle assunzioni in Sicilia fino a fine legislatura, lo stabilisce una norma approvata ieri dall'Assemblea regionale, ma ci sono diverse deroghe e per dopo le amministrative il presidente Schifani annuncia un vertice per verificare la tenuta della maggioranza. Manlio Viola. Stop alle assunzioni nelle società partecipate siciliane fino alla fine del 2027. Per oltre un anno e mezzo le aziende controllate dalla Regione non potranno scegliere nuovo personale. Lo dispone un emendamento alla legge di bilancio stralcio proposto dal PD e approvato ieri dall'Assemblea regionale siciliana con un voto trasversale. L'opposizione compatta e pezzi della maggioranza con voto palese hanno introdotto una norma che nasce dalle polemiche legate alle assunzioni degli ultimi mesi che portano con sé un sapore preelettorale. Non siamo contrari al lavoro e alle assunzioni, dicono dagli scranni dell'opposizione, ma visto che fra amministrative di maggio, nazionali e regionali si entra ormai in un loop preelettorale, è necessario porre un freno. La norma porta con sé diverse deroghe, possono proseguire i concorsi regionali già banditi, si può procedere con le stabilizzazioni del personale precario, deroga anche per gli enti lirici e le orchestre sinfoniche alle assunzioni degli stagionali. Ma all'indomani di questo stop scatta l'allarme lanciato da Fratelli d'Italia: non ci sono deroghe per la SEUS, la società che gestisce il 118, e il blocco delle assunzioni potrebbe mettere a rischio il servizio di emergenza-urgenza sulle ambulanze in estate. Sul fronte politico resta il tema della tenuta della maggioranza, ieri è andata sotto col voto segreto sugli aumenti dei componenti delle ex province prima e poi col voto palese in questa circostanza. Ma il presidente Schifani getta acqua sul fuoco. La maggioranza in Sicilia c'è, dice, tutto è legato al momento preelettorale che ha determinato alcune assenze da un lato e alcune tensioni interne per divisioni sul territorio dall'altro. È evidente che alla ripresa post-elettorale cercherò di registrare la tenuta della maggioranza che non può che esserci. Svolta per l'ISAB di Priolo, la raffineria torna in mani italiane con il gruppo campano di Ludoil. Adesso è atteso il sì del governo. Lorena Dolci. La raffineria ISAB di Priolo torna a parlare italiano, anzi napoletano. Il più importante impianto del paese è stato acquisito al 51% dal gruppo Ludoil Energy della famiglia campana a Maturo, cresciuta da Nola nella distribuzione e nella logistica petrolifera. Non è un semplice cambio di azionista. L'ISAB di Priolo Gargallo, nel cuore dell'area industriale di Siracusa, è il più grande impianto del Mediterraneo e un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale.
Produce circa 320.000 barili al giorno, pari a un quinto della capacità di raffinazione del paese. La nuova proprietà arriva dopo una fase molto delicata. Fino al 2023 la ISAB era nell'orbita russa di Lukoil. Dopo le sanzioni legate alla guerra in Ucraina era passato al fondo cipriota Goi Energy, adesso rientra nel controllo italiano. L'operazione dovrà però passare al vaglio del governo, che può esercitare il diritto di veto sui settori strategici. Golden Power permettendo, il più grande impianto di raffinazione italiana entra a far parte del gruppo fondato dalla famiglia Campana, che si attende ricavi superiori a 10 miliardi di euro annui, un progetto di rilancio internazionale che guarda alle bioenergie e alle fonti rinnovabili. Sul fronte occupazionale l'azienda garantisce la continuità per i circa 1.000 dipendenti diretti e i 1.500 dell'indotto. Non è noto invece il prezzo ufficiale della compravendita che sventola bandiera tricolore. A Messina la direzione antimafia smaschera un sistema di appalti, di discariche abusive e di traffico illecito di rifiuti. Arrestati 2 fratelli, interdittiva per un imprenditore edile. I resti dei lavori nei cimiteri venivano lasciati nei torrenti, quelli che poi nel 2025 sono esondati. Francesco Triolo. Appalti pubblici, discariche abusive e traffico illecito di rifiuti, e questo è il quadro emerso dall'operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Messina, coordinata dalla DDA. 3 le misure cautelari eseguite: 2 fratelli sono finiti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore edile è stato colpito da un'interdittiva con sospensione dell'attività per 1 anno, contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità mafiosa. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche un'impresa edile della provincia di Messina, un'autovettura e 3 aree utilizzate, secondo gli investigatori, come discariche abusive per lo smaltimento illecito di materiali provenienti da cantieri edili. In totale sono 21 gli avvisi di garanzia notificati. Al centro dell'inchiesta il traffico illecito di rifiuti speciali. Tra i siti individuati dagli inquirenti c'è la foce di un torrente cittadino dove sarebbero stati scaricati oltre 200 metri cubi di rifiuti con gravi rischi sul piano idrogeologico. Alcuni sversamenti sarebbero avvenuti anche in concomitanza con le esondazioni registrate nei primi mesi del 2025. Un altro terreno, secondo l'accusa, era diventato una vera e propria discarica abusiva. Lì sarebbero stati riversati anche materiali provenienti dal cimitero monumentale di Messina e da quello di Granatari. Tutte le aree interessate sono state poste sotto sequestro. Secondo la DIA, l'impresa sarebbe stata utilizzata come schermo per consentire ai 2 fratelli di gestire direttamente attività di movimento terra, trasporto e smaltimento dei rifiuti. A Catania adesso era stata colpita con un pugno in faccia sabato scorso mentre soccorreva un'amica che si era sentita male nella discoteca di via Zolfatai. Dopo la denuncia della famiglia, che aveva affidato ai nostri microfoni lo sfogo del padre, i carabinieri hanno identificato e denunciato per lesioni l'aggressore. È un 25enne di origine straniera che aveva litigato con la ragazza per una bottiglietta d'acqua. La donna di 32 anni ha riportato la frattura scomposta del naso, ha avuto alcuni punti di sutura, una prognosi di 40 giorni e ha anche subito un intervento chirurgico. Ancora a Catania, una coppia di corrieri della droga è stata arrestata sulla A18. I 2 erano partiti dalla Calabria a bordo di 2 auto divise, ciascuno la sua, e dove insieme nascondevano 28 kg fra coca e hashish. La donna era con il figlio minorenne. Emanuela Corsi. Sono partiti dalla Calabria per raggiungere Catania con la scusa di comprare una cucina. In realtà la coppia non doveva arredare casa, ma trasportare 28 kg di droga. I 2 corrieri, una 35enne e una 29enne, sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile sulla A18, vicino al casello di San Gregorio, nel capoluogo etneo. La polizia ha sequestrato 9 kg di cocaina nella vettura guidata dal 35enne, che erano nascosti in un vano ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore, mentre nell'auto della 29enne hanno trovato 22 panetti di hashish, occultati in un vano appositamente creato nell'alloggio dell'airbag, nella parte del cruscotto del lato passeggero. La donna, per tentare di passare inosservata, viaggiava con il figlio minorenne. Al posto di blocco la coppia aveva detto alla polizia di trovarsi a Catania per comprare una cucina. I 2 sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti in carcere. Il figlio della donna, su disposizione dei tribunali per i minorenni di Catania e Reggio Calabria, è stato invece affidato ai familiari della 29enne.
Palermo in migliaia anche oggi allo Stadio Barbera per salutare Alessia La Rosa, la piccola di 8 anni morta per un tumore. La mamma dice ha unito le tifoserie di tutta Italia. Marco Gullà. Lacrime e commozione allo Stadio Barbera per la camera ardente di Alessia La Rosa, morta a soli 8 anni per un tumore. I funerali della bimba, tifosissima del Palermo, affetta dalla malattia da quasi 7 anni, sono in programma domani nella cattedrale di Palermo. Migliaia di tifosi che anche oggi, nel secondo giorno di camera ardente, vogliono dare un ultimo saluto alla piccola Alessia. La madre della bambina ricorda anche il legame che la piccola aveva con il centrocampista del Palermo, Jacopo Segre. Per lei il Palermo nasce dal suo amichetto Joshua, che non era a conoscenza, quindi Joshua l'ha portata qua in curva nord e lei se ne è subito innamorata, e tutte le volte che prima entrava con Jacopo poi mi diceva mamma mia io non posso rimanere in tribuna, devo ritornare dalla mia curva, lei si arrabbiava se qualcuno gli facesse fare il coro, quindi lei prendeva quel megafono e doveva fare dei cori. A lei piaceva fare tanto questo. Presente anche il presidente del Palermo Dario Miri, che nel ricordare Alessia ha detto la chiamavano la guerriera, ha dato una lezione di dignità a tutti, guardava in faccia la morte e non abbassava mai lo sguardo. Si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni la Punta i funerali di Suor Nadir Santos da Silva, morta annegata a Vaccarizzo nel tentativo di salvare alcune consorelle carmelitane. Il gesto compiuto da Suor Nadir, ha detto l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, che oggi presiderà la messa, parla da sé e racconta una vita vissuta nel dono e nel servizio. Musica adesso a Messina. Annalisa, la cantante ligure esplosa ad Amici, entusiasma il pubblico in 2 concerti e fa spettacolo con coreografie e scenografie che mandano il palazzetto in delirio. Francesco Triolo. Un viaggio diviso in zoni. Annalisa ha infuocato per 2 sere consecutive il Pala Rescifina di Messina, facendo registrare altrettanti sold out, uno spettacolo intenso con diversi cambi d'abito, coreografie e scenografie che hanno coinvolto il pubblico e un palazzetto in delirio. Non si è risparmiata, ha cantato, ballato, interagito con il pubblico, uno show di 2 ore e mezza che attraversa tutta la sua storia musicale, dagli esordi alle più grandi hit. Palco la cantante esplosa da Amici viene accompagnata da 6 ballerini e 8 ballerini con ritmi incalzanti ma anche con melodie e cover come Sweet Dreams che esaltano la sua voce. E poi ci sono i grandi successi, quelli che tutti cantano, che tutti ballano. È il momento della nostra pausa e poi il calcio con il Palermo verso i play-off in ansia per Palumbo in vista del Catanzaro e il Catania che si prepara alla sfida con il Lecco nella corsa alla Serie B. Subito dopo l'editoriale. State con noi. Palermo si avvicina all'esordio ai play-off con ansia e apprensione per le condizioni di Antonio Palumbo, che ieri ha rimediato un infortunio durante l'allenamento. Rosanero che domenica sera scenderanno in campo a Catanzaro senza i propri tifosi al seguito. Marco Gullà. È scattato il countdown verso la gara d'andata della semifinale playoff che il Palermo giocherà sul campo del Catanzaro domenica alle 20. L'ambiente rosanero però vive ore di apprensione per le condizioni di Antonio Palumbo, fermatosi durante l'allenamento di ieri a causa di un trauma toracico costale e di un trauma distorsivo al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati a Villa Sofia hanno fortunatamente escluso complicazioni gravi alle costole e al ginocchio, ma la presenza del trequartista napoletano per l'andata della semifinale
di domenica contro il Catanzaro resta in forte dubbio. Inzaghi si trova quindi costretto a studiare un piano B per sopperire all'assenza di un elemento difficilmente sostituibile per qualità e visione di gioco. Il candidato principale a rilevare il posto di Palumbo è Gyasi, che ha già ricoperto quel ruolo in diverse gare. Tra le opzioni al vaglio di Pippo Inzaghi figura anche l'inserimento di Dennis Jonsen. Non è esclusa nemmeno una variazione tattica verso il 3-5-2 che permetterebbe di schierare Poyampalo, Leduaron e un centrocampo più folto con il ballottaggio tra Giovane e Gomez per contrastare meglio il palleggio giallorosso. Intanto trasferta vietata ai tifosi rosanero, che quindi non potranno supportare la formazione di Inzaghi in Calabria. Oggi il sorteggio del tabellone dei play-off di Serie C. Il Catania nei quarti sfiderà il Lecco. Andata in Lombardia, ritorno al Massimino. Marco Carli. La corsa è ufficialmente cominciata. Col sorteggio di oggi il Catania conosce la sua avversaria per il secondo turno della fase nazionale dei playoff, ma anche il tabellone definitivo degli spareggi promozione. Nei quarti i rossazzurri se la vedranno con il Lecco, andata in Lombardia, Stadio Rigamonti Ceppi, ritorno al Massimino, una consuetudine che, lo vedremo, il Catania avrebbe fino all'atto finale in caso di passaggio del turno. Il Lecco, giunto quarto alla fine della stagione regolare nel girone A, si è qualificato al secondo turno della fase nazionale dei playoff grazie al doppio 1-1 con la Pianese, con un gol segnato su rigore all'ultimo secondo della sfida decisiva giocata in casa, dove appunto attende il Catania, in rete il croato Šipoš, ex del match insieme al portiere Furlan. La squadra, allenata da Federico Valente, che si schiera abitualmente con il 3-4-1-2 o col 3-5-1-1, aveva fatto il suo esordio nei playoff nell'ultima fase dei gironi, sconfiggendo in gara secca la Gian Erminio. Sorteggiato anche il tabellone che porta fino alla finale, il Catania nel caso di passaggio del turno in semifinale troverà la vincente di Potenza Ascoli, con eventuale ritorno al Massimino. Stesso discorso per la finale, dove i rossazzurri anche in questo caso avrebbero la gara decisiva in casa. Nel secondo turno della fase nazionale dei playoff, in caso di parità nella doppia sfida, passano, senza bisogno di supplementari e rigori, le teste di serie, cioè le squadre impegnate in casa nella partita di ritorno. Ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli se per dovere anzitutto professionale se non fossimo obbligati a mantenere la calma. Dunque, dopo la retata di ieri delle forze di polizia allo Zen, a caccia dei Kalashnikov che bucano le vetrate di negozi e locali per imporre il pizzo, retata purtroppo conclusa senza grandi risultati, dobbiamo prendere atto che il racket non solo non si è fermato, ma si è ripresentato più tracotante di prima, a Sferracavallo, ora anche a Isola della Femmina, nel Palermitano sempre. Bottigliette di benzina davanti a diversi lidi e richiesta di pizzo scritta, inequivocabile, 5.000 euro. Non possiamo che ringraziare e ammirare l'arcivescovo Lorefice, che ieri sera per le vie di Sferracavallo ha sfidato i mafiosi, abbracciando le vittime di attentati, di minacce e usando parole severe. Nessuno può pensare di intimidire, ha detto. Non vogliamo avere paura, siamo qui per dare coraggio. Purtroppo invece la paura c'è e le denunce al solito non arrivano. Tocca alle forze di polizia fare tutto da sole. Già, ma cosa? C'è chi, come il deputato Lavardera, chiede l'esercito. Il prefetto Mariani, riunito al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ha deciso di imboccare la strada delle rettate, con oltre 100 tra agenti e carabinieri mandati in giro per i padiglioni dello Zen. Forse ci saranno altri blitz, vedremo. In ogni caso non possiamo rassegnarci né autocommiserarci nel considerare Palermo ormai fuori controllo. Troppo poco. L'opinione pubblica, gli imprenditori, i commercianti, i cittadini intimoriti e esasperati chiedono una risposta forte e duratura dello Stato e delle istituzioni locali. E l'aspettiamo anche noi, in attesa di comunicare agli ascoltatori notizie di sequestri di armi, a Palermo, non a Siracusa come oggi, fermi, arresti, perché così davvero non si può più andare avanti. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.